Klopp chiede, e il Liverpool entra in una battaglia con PSG, United e Chelsea per Osimhen, dal Napoli. Benvenuti tifosi napoletani, se non volete perdervi nessuna notizia dal napoletano lasciate il vostro mi piace in questo video per essere sempre aggiornati sulle ultime novità dal nostro club del cuore, grazie. Capocannoniere del campionato italiano la scorsa stagione con 26 gol in 32 partite, Victor Osimhen è uno dei giocatori più ambiti nell'attuale finestra di mercato in Europa. E il Liverpool è un altro nella lotta per il capocannoniere del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, i Reds sono entrati nella lotta per il nigeriano, già nel mirino delle rivali Manchester United e Chelsea, oltre che del Paris Saint-Germain. Tuttavia, eliminare il capocannoniere dai campioni d'Italia non sarà affatto facile. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere Osimhen per meno di 174 milioni di euro. A 24 anni, il nigeriano è arrivato al Napoli nel 2020 dopo essersi distinto per il Lille. In tutto, ha segnato 59 gol in 101 partite, contribuendo a vincere il campionato italiano la scorsa stagione, che ha portato la squadra del Sud Italia fuori dalla fila dei 30 anni. Secondo il veicolo italiano, Jürgen Klopp ha chiesto l'ingaggio di Osimhen per lo stile di gioco praticato dai Reds. Il tedesco ritiene che l'attaccante abbia le caratteristiche necessarie per inserirsi nello schema di marcatura ad alta pressione e velocità della squadra inglese. Qual è la tua opinione Napoli fan? Dovresti vedere la nostra stella? O no? Lascia un tuo commento al video e iscriviti a questo canale, grazie.